Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Apriamo con la politica. Se si votasse oggi a Catania, verrebbe eletto al primo turno l'ex assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Questo quanto emerge da un sondaggio condotto dall'Istituto Noto, che ha misurato con un sondaggio per l'agenzia Italpress la notorietà dei candidati e dei papabili alla poltrona più ambita di Palazzo degli Elefanti, a 2 mesi dalle amministrative per l'elezione del nuovo sindaco e del rinnovo del Consiglio Comunale. Secondo il sondaggio, solo poco più della metà degli elettori andrà a votare. La regione siciliana ha ottenuto una netta vittoria al TAR di Palermo, poiché la seconda sezione del Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso presentato dalla società Absolute Blue contro il provvedimento dell'amministrazione regionale che aveva annullato gli atti di affidamento diretto per la vicenda ormai nota di Casa Sicilia a Cannes a seguito dell'accertamento disposto dal presidente della regione Renato Schifani. Sfiorata la tragedia a Palermo, un boiler è volato per il vento da un palazzo ed è caduto davanti ai negozi e ha sfondato il lunotto di una Mazda parcheggiata nella centralissima via Libertà ad angolo con via 12 gennaio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'area è stata messa in sicurezza e fortunatamente non si sono registrati feriti. Accertamenti sono tuttora in corso, la circolazione nella zona è andata in tilt, una folla di curiosi poi si è radunata sul posto che è un'arteria principale dello shopping palermitano. E chiudiamo con il meteo. Per domani in Sicilia si prevede ancora bel tempo, fatta eccezione per la zona nord-orientale in cui sono previsti rovesci di debole intensità. Nel dettaglio, sul litorale tirrenico il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, così come nelle zone interne e sul litorale meridionale. Su quello ionico invece il cielo sarà parzialmente nuvoloso al mattino, ma con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio. I venti saranno moderati, le temperature si manterranno stabili con massime oltre i 20 gradi a Siracusa e Agrigento. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata e di un buon weekend.